Just one shot, one more chance. For him to take their marriage away from the city, a romantic getaway. Still, he's the torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war needs his warrior true, and the darkness within him held out a hostage. I see her drowning. Will you save you from the darkness of the lake? Show me the champion of the light, and I'll show you the herald of darkness, lost in a never-ending night, driving deep to the surface. E così si seek out again and again until I figure it out to bring this song to his end. Tutti insieme. Show me the champion of the light. I'll show you the herald of darkness, lost in a never-ending night, driving deep to the surface. E bonsoir a tutti, e la telecamera è sempre storta, perché non trovo mai una posizione nella vita su certe cose. Allora, buonasera a tutti, buonasera Gianluarto. Buonasera, ti ringrazio per il complimento, soprattutto che tengo molto a quella canzone e non vedo l'ora di mostrarla al ragazzo soprattutto che ci sta seguendo da un anno con tutta la saga su Alan Wake e su tutto il Remedy Connected Universe, e lo sto perculando tanto, tanto. Gli ho fatto avere degli accenni di trama futura, di cose che succederanno, ma lui non sa che sono cose del gioco. Quindi quando si troverà avanti certe cose sarà un attimino un problema. Ti ho detto, c'è tutta la serie lì, o te la puoi recuperare dalle mie live oppure dal canale YouTube, oppure basta pure un semplice riassunto per
avere un po' l'incipit della trama. Ecco, io lo sto portando a modo mio, visto che è tutto collegato in un certo modo, sto portando, per chi anche gli altri si stanno recuperando la puntata, vedo che i numeri salgono e sinceramente mi fa piacere perché reputo il Remedy Connected Universe uno dei migliori esempi di scrittura che ci possa essere negli ultimi anni. Io dico proprio in tutta tranquillità. Quindi teniamo molto ad Alan Wake, stiamo aspettando Christian che è un po' occupato, appena ritorna riprenderemo con Quantum Break e poi passiamo subito ad Alan Wake 2. Subito, immediatamente. Ah, ecco, fai bene. Allora io consiglio sempre prima di tutto di giocarseli. Uno se li gioca, vede un attimo di capire, poi dopo ti fai un bel ripasso di trama o se hai qualche dubbio vieni qua quando siamo in live e ti possiamo rispondere tranquillamente. La cosa importante è essere molto aperti con la mente con il Remedy Connected Universe. Allora, io visto che comunque dovevo aspettare Gianmarco e oggi è uscito l'aggiornamento, no, ieri è uscito, solo che ieri mi sono trovato senza connessione all'improvviso, quindi non abbiamo potuto fare letteralmente un cazzo. Quindi, ma pure io spero un giorno, io guarda, uno dei miei obiettivi della vita, voglio fare una foto con Sam Lake. Me la voglio fare. Devo farmi una foto nella mia vita con Max Pezzali e ci sono riuscito. Anche rischiando la vita. Puntini, 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 puntini. Con Sabaco ci sono riuscito con piacere e tengo quella foto sempre nel telefono tra i preferiti, sempre lì con piacere e lì tutto il resto appresso. Con Yotobi sono riuscito a farmi 2 volte una fotografia, ma ogni volta che faccio una foto con Yotobi dopo mi rendo conto che la foto è venuta sfocata e quindi devo ritornare lì per chiedere un'altra fotografia. Diciamo che alcune cose sono riuscito a farmi passare qualche piccolo sfizietto, mettiamola così. Allora, visto che ieri è uscito l'aggiornamento alla 3.3 di Persona 5X, è partito il nuovo evento del calendario cinese. Quindi Capodanno cinese, tutto a tema China. Sono state aggiunte nuove missioni, è stato aggiunto il nuovo personaggio, quindi aspetto Gianmarco per le pullatine, perché io quando pullo da solo non becco niente. Ecco, hai fatto bene perché la demo comunque presenta un bel blocchettone di storia e con quel salvataggio può essere trasferito al gioco completo, quindi comunque te lo puoi iniziare benissimamente così. Io intanto metto a fare qualche missioncina per spendere i punti stamina che ho. E visto che prendiamo il nuovo personaggio, iniziamo a prendere un po' di incensi, così poi gli potenziamo le abilità. Allora, c'è anche Joker, quindi... No, giallo arto, giallo arto, giallo arto. Giallo arto, tu non ed è il Re Fantazio che punti toccherà. Io c'è stato un momento in live, stavo seriamente per piangere perché c'è un discorso all'umanità nel dire teste di cazzo, tutti, tutti. Ci diamo un attimo una calmata e ci rendiamo conto di alcune cose base, ma lo fa in un modo così bello, no? Che allora se poi mi fai giochi inclusivi senza usare determinate cose, è questo che la mia mente non riesce un attimo a capire. Tanto Persona 5X è proprio gioco da pre-live principale, perché comunque con le musiche e altro lascia fare. Tanto i fight questi qua ormai riesco a farli in automatico, quindi nessun problema. Allora, e voi siete rotti. Ecco, qui Joker fa male e attacca 2 volte. Nel 5 attacca una volta e siamo ancora molto deboli, quindi stasera potremo comunque avere dei problemi. Per me l'inclusività non è un problema, il vero problema è la forzatura. Bravo Giallo Arto, questi sono le frasi, i messaggi, le intenzioni che ci piacciono tanto sentire su questo canale. Ti ringrazio, ti ringrazio. Anche perché preferiamo avere giochi belli e inclusivi che avere solo giochi inclusivi che sono mediocri.
Io poi ieri ho, a tal proposito, mentre faccio fare un altro round qui che sono pieno di piccole pozioni di cappuccino e mini caramelle al sapore di caffè che mi ridanno punti stamina. Ci prendiamo un po' di campanelle per il personaggio. Leonardo, io ho visto ieri le anteprime che sono uscite sul nuovo Assassin's Creed, ma io non ho capito. Io gli volevo dare seriamente una possibilità, non l'ho detto a nessuno. Io lo volevo portare al day one e vedercelo in live. Ma io dopo quello che ho visto ieri, ma stiamo bene, ragazzi. Tu hai letto qualcosa, hai sentito qualcosa e che ti posso dare un colpo di scena, tu dici, ma com'è possibile? Hanno accusato già King... Sì, sì, stavo leggendo, ma falli parlare, falli parlare. Tu immagino, penso sappia tutta la diatriba che c'è stata attorno al nuovo Assassin's Creed, tutti i casini con il nuovo personaggio di colore in un contesto dove sarebbe stato corretto mettere lui. Il problema è che io ho sentito 3 parole durante una delle anteprime di ieri, quella dei Player Inside. È stato un colpo di scena, non me l'aspettavo, Gialloardo. Ho detto non potevano scendere così in basso, sono scesi. Sono proprio boom. E se così è finita, non ho visto una singola anteprima che ne parli bene. Arcadia Caffè forse ho capito qual è uno dei titoli che ci ho tolto da mezzo. Ok, posso dirti quello che per me è il punto più grave o vuoi vederti prima il video e poi ne parliamo? Anche perché il loro video è bello pregno e spiega un bel po' di cose, però a me un punto ha dato estremamente fastidio. Già per me con quello è diventato no, 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 no. Arcadia Caffè, sai che una volta forse ci sono pure stato sul loro canale? I bei tempi quando ricordavo di fare i raid e poi me ne dimenticavo, soprattutto ultimamente che sono testa di cazzo. Allora, qui hanno aggiunto la bella modalità di permettere di fare gli scontri in maniera veloce. Quindi tu fatto, facciamo il terzo, almeno quelli base risparmiamo un po' di tempo. Ok, c'è il nuovo evento settimanale, quindi ci sono le nuove fight nella Velvet e i nuovi boss nel parco giochi. Io lo chiamo parco giochi anche perché il nome completo non lo... Oh, Gialuardo, guarda, alla fine ho visto già le anteprime anche da creator internazionali che comunque si lamentano tutti già dall'intro e dalla copertina. Dicono no. Io ti dico la brutta, quella brutta, brutta è che il personaggio che ha tanto creato problemi non serve a un cazzo nel gioco più o meno. Non serve. No, skill up no, conosco, ma no, purtroppo avendo poco tempo devo andare proprio mirato su dove vado a prendere le informazioni. Allora, intanto inizio a prendere un po' di materiali così dopo pulliamo in allegria. Allora, vediamo cos'altro c'ho da fare per le giornaliere. Allora, le ho completate tutte. Ho fatto già una settimanale, ottimo, quindi il Battle Pass continua a salire. E abbiamo completato qua altri livelli per il Battle Pass e anche altri materiali. E fino a qua ci siamo. Adesso hanno aggiunto altre missioni. Chiacchiere con Shirai Saki, quindi possiamo sbloccare un nuovo social link. L'attività verrà completata automaticamente dopo 3 giorni e un'ora, quindi si prega di avere pazienza. Va bene, va bene. Credo di aver ricevuto un messaggio dalla suocera di Kizuko. Katia Caffè ha detto che Yasuke è divertente da usare perché puoi spaccare... No, allora, io non so ognuno che metodi di valutazione utilizza, però io ho sentito il video dei Player Inside e hanno detto che
Yasuke non fa il free climbing, non scala, non si arrampica sulle cose. Lui mina. Lui mina, appunto. Quindi, considerando che stiamo parlando di Assassin's Creed e che la verticalità e l'arrampicarsi un pochino ovunque è sempre stato un pochino un marchio di fabbrica della saga, che c'è il doppio personaggio con due storie parallele che si intrecciano, azzi mazzi o quello che uno vuole, nessun problema, ma non c'è, non, salve, salve, Buonasera. salve Chester. Stiamo parlando un po' con Gialluardo. Oh, buonasera Giallubello. Stava... Passato un attimo mia mamma per delle comunicazioni, quindi ho staccato un attimo il microfono, tutto bene. Gialua, Gianmarco, noi stavamo parlando di quello che abbiamo visto ieri sera riguardo Assassin's Creed, lo stavamo commentando anche. Lui ancora deve vedere, io gli ho soltanto detto quello che per me è il punto negativo di uno Tutto. che non si arrampica. No, a parte tutto Aspettate che arrivo anche io a dare il mio confronto. Sì, e questa è la cosa. Difatti pure i player inside riguardo a questo argomento qui nello specifico, il personaggio non serve a granché quello di Yasuke, anche perché per la struttura con cui hanno provato la demo, la verticalità comunque era qualcosa di importante, cioè è qualcosa di importante. Anche se non convince per altre cose, ma va bene così, non c'è problema. Il punto è che mi hai messo un personaggio di rottura, ossia una persona di colore sul suolo giapponese in quel periodo storico. Perché me l'hai messo per menare le mani? Ma è Assassin's Creed. Nulla è reale, tutto è lecito, non ricordo neanche più perché purtroppo Assassin's Creed io lo amavo molti anni fa, però purtroppo chissà perché Ubisoft mi ha perso. E so che non se ne frega un cazzo di sta cosa, però mi ha perso. Ho giocato gli altri, ma quando stavano 15 euro. Io compravo le collectors da Assassin's Creed 2. Sono andato di moneta pesante, Gialluardo. Mi hanno perso. Ricordo il cocente momento del finale di Assassin's Creed 3 dove piansi le cosiddette lacrime napoletane perché dissi no, no, no. No, Ubisoft mo deve solo essere comprata da qualcuno, purtroppo mi dispiace Ubisoft, se mai diventerò famoso e importante non potremo collaborare perché sto parlando male di te, scusami. Quindi comprerò i tuoi giochi in saldo e li porterò lo stesso in live, mi dispiace. Cioè, uno ci ha provato pure a dire, guardate ragazzi, quello che si sta facendo un pochettino ovunque, ma vedete un attimo che non vendete come vendevate un tempo e non perché ci sono meno console. Paradossalmente è cresciuto il numero di persone che giocano, ma voi vendete di più, vendete di meno. Perché? Perché non fate prodotti che le persone vogliono. Forse non fate titoli che sono coerenti con il loro retaggio. Non so. Uno si pone delle domande ad un certo punto e che dice, cazzarola, se io, Vincenzo, come individuo singolo, mi rendo conto che comunque se perdo 10 euro, se spendo 10 euro in più, cazzo, è un dramma, salta tutto. Già penso pure tu, se c'hai una spesa improvvisa e ti escono fuori dei soldi che sapevi non dovessero uscirti, ti brucia il sederino. E dire che un tempo faceva veri capolavori, Far Cry 3,
Assassin's Creed 2, Brotherhood, hai voglia. Ma dico io, tu Ubisoft, ma vedi che stai perdendo i fior di milioni di petrol-dollari o di baguette, visto che comunque tu nasci francese. Cazzo ci vuole la fata turchina che appare e ti dice guarda forse che tu basta che qualunque responsabile Ubisoft o altro apre una bella pagina dei commenti di qualunque forum, sito, qualunque cosa. Ti leggi un attimino i commenti, non dico tutti perché non è che tutti dicono che i titoli sono una merda, ad alcuni piacciono perché forse sono, mi dispiace dirlo, limitati mentalmente nel capire alcune cose, ma si divertono, a posto, non ci sta problema. Però se il signor Tommaso Ubisoft andasse su un forum e legge che, ad esempio, Assassin's Creed non è piaciuto negli anni per molti motivi e sono tutti belli elencati, ci sono anche dei video pratici e veloci dove puoi vedere direttamente quello di cui si sta parlando, e ho capito, e dopo non venite a dire siamo falliti, non vendiamo. Sì. Grazie a cazzo. Sì, sì, ma i problemi e quello che molte volte cerco di far capire anche quando provo a parlare con qualcuno online o che mi capita in giro per qualcosa del genere, subito si viene dati contro perché no, si dà la colpa a certe cose, siete omofobi, bla 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 bla, bla, solita pappardella, eccetera, eccetera. Cioè, ma quando vogliamo capire che mettere il davanti per un finto buonismo certe cose, ignorando la serietà e il lavoro di chi sa veramente fare certi giochi, porterà ancora a titoli mediocri che non piaceranno a nessuno? Quindi dite semplicemente abbiamo fatto una merdata, scusateci, ripartiremo con una nuova programmazione. Parlando di cose fighe, con quel video ho riempito la scrivania di dolce cremina artigianale, mettiamola così. L'abbiamo visto io e Gianmarco 2 sere fa il video di Phantom Sì. Blade. Gianmarco può testimoniare che io per tutto il tempo del video ho detto lo voglio, dove ti posso comprare? Dove devo inserire i soldi? Dove? Non c'è ancora. E a noi fa piacere. Fa molto piacere. Questo qui, Persona 5X, è coreano. Quindi è cinese, ma si gioca con piacere, fatto bene. Anche Genshin Impact e tanti giochi che, se ci pensiamo, sulla lunga distanza comunque stanno continuando a dimostrare un discreto successo e che non vengono dimenticati. Ma forse ci sarà un motivo? Potrebbe essere? Allora, Gianmarco, prima che stacchiamo e switchiamo poi a Persona 5, a Persona 5, devo confondere, visto che c'è il nuovo aggiornamento, c'è il nuovo personaggio. C'è il nuovo personaggio, quindi io aspettavo te perché ho detto allora lei già ce l'abbiamo, però visto che c'è l'evento del Capodanno cinese e lei è cinese, si verranno rotti. Io voglio quel personaggio là. Tra l'altro quello non lo potremo far vedere in live. Non lo potrei far no, vedere. quello non potremo fare la vedere. pullata in live perché sarà un attimino spoiler per il 5, però pesante. allora, Vabbè, a cinese. anche perché per la rotazione degli aggiornamenti il prossimo dovrebbe essere l'aggiornamento grosso, quindi se non è la storia che è stata comunque aggiornata poco fa, dovrebbe essere il continuo dell'evento con Persona 5 Royale. Quindi visto che è uscita, scusatemi, ma adesso deve uscire e quando esce io prendo il telefono, si pulla e fino a quando lui non esce. Ma poi hai sentito sì. No, ma è veramente un bel titolo. Già ti ho detto, io dicevo ti devo comprare, punto. Ah, sì, cinesi allora, stanno spaccando. Allora, Giallo Arto, noi questa è già una cosa che facciamo
parecchie volte in live, prima riuscivo a portarlo un po' di più, però Persona 5X vuole tornare sul canale, anche perché continuano ad aggiornarlo dopo più di 7 mesi, io continuo a giocarci, andiamo d'amore, d'accordo e via. Allora, Gianmarco, prego, la prima parola. Gianluca, preparati perché chiederò una parola pure a te su come dobbiamo firmare. Allora, Ho tutti i personaggi usciti finora tranne uno, è la prima volta in vita mia in un gacha o simili, vorrei continuare su questa striscia qui. la parola di oggi è frut. Fruit con una T o due T, Una sola, grazie. quindi fruit. Frut. Fruit, ok. Allora, momento. Grazie. Allora, In onore di una leggenda del calcio, ok. El Grec. Fruit. Ok. A posto. Allora, vedi bene, guarda di nuovo, vedi bene questo. Va bene, va bene. Questo lo dobbiamo far vedere. Ok, sono usciti due. Va bene. Allora, quindi noi possiamo... Giallo, devi sapere che quel PG che è appena uscito è un po' nostalgico. Sì, aspetta, lo faccio vedere, perché sennò poi si crea l'incidente diplomatico. Aspetta. Ti facciamo capire un attimo. Allora, ecco, diciamo, io oggi è una cosa che voglio far vedere a fine live, quando stacchiamo Persona 5, voglio farvi vedere sto video di 10 minuti. Ok. Così come se uno vede all'improvviso No. così, aspettate, non è qua, ma... Ok, sono le 22, quindi si è resettato il timer. Allora, hai visto già? così come lui semplicemente può sembrare che abbia fatto il saluto romano, è la stessa cosa che è successa per quanto riguarda Elon Musk. Questo è il braccio sinistro comunque. Io ho visto il video e ho seguito No, il ragionamento, non è. No, ragazzi, dopo c'è una spiegazione a quello che ha fatto Elon Musk, l'ho capita, Sì, può ma sembrare, ma non è così. Lui poi, guarda, lo fa in automatico, premi e va. Allora io mo non posso portare Persona 5X perché lui vuole salutare così. Cioè, ragazzi, impariamo ad essere un attimo obiettivi sulle cose. Porca c'è la No, miseria. è un personaggio simpatico. Allora, Diciamo, vabbè, ma fatta prima, non zio. allora, aspetta, però noi ci dobbiamo mettere nel posto quello. Vai nel posto quello. Aspetta. Quello non c'è ancora. Non possiamo dire il posto di quello. Aspetta. Quello c'è. Dobbiamo andare a Shibuya. Per forza. Dobbiamo andare a Shibuya. Allora, le cose belle succedono a Shibuya. Sì. Allora, ecco qua, il mio posto, ecco qua, a posto, ecco qua. Io ero qui con quel demente sulla sinistra, guarda cosa ho preso, e apriva buste, quindi vabbè, perdonatemi piccolo sfogo, È proprio lui. poi dice che io non lo penso. Allora, cioè, vedi, non è che è una cosa... Beh, esatto. Cioè, a lui piace mettersi così. Allora, c'è una... Vai. Mo a chi tocca? A te o a Giallo? Come faccio? No, ma adesso tocca a Giallo. Giallo, devi dirmi una parola facilmente, Non comunque... troppe lettere, diciamo. E noi vediamo un attimino com'è la situazione. Scream. Ok, a posto. Io con piacere che Gialluardo già ha capito il mood del canale, oramai è perso anche lui. Ribadisco di non farti attrarre dalle forze oscure rappresentate da Francesco. Esatto. Lui è l'essere del male sotto forma di Sexy Flanders, però non vi fate fregare da lui. No. Guarda bene sto foglio, guarda bene sto foglio, niente. Con calma. Con calma. Niente, aspetta. Vedi? Oggi è la sua serata, allora. Vabbè. Potrebbe essere Elon Musk, visto che dietro c'è una specie di cyborg e cose varie. Anagramma il suo nome. È vero, ha ragione. Ragazzi, non ci avevo mai fatto caso. Ragazzi. Abbiamo scoperto la sua vera identità. Ragazzi, è proprio lui. È fatta. Giallo l'aveva predicato. Allora, Gianluardo, quando sono questi momenti e queste rivelazioni importanti, se tu fai punto esclamativo clip, ci clippiamo tutto. Cioè poi così le posto e faccio figure di merda un po' ovunque. Mi piace fare figure di merda. Però cazzo c'hai ragione, non ci avevo mai pensato. Oh, ecco qua. Qui è uscito lui. E già lo ha trovato Elon. Ecco. Ci sta.
Mo tocca a te. Allora, a questo punto ci scambiamo. Fa due scambi, dai. O pochi, però. Un'altra. Allora, vabbè. C'ho 15.000 di questi, anche perché comunque sono riuscito un pochino a farmare. Allora, facciamo così. Sì, vai, vai. Allora, la pullata funziona in questo modo qua. Quando ne abbiamo fatte 80 ci dà un personaggio di 5 stelle, quinto grado, rarità massima, eccetera, eccetera. Rifacendone poi altri 80 abbiamo il personaggio nuovo del banner al 100%. Mi metto cioè, capito? Ma cioè, stai facendo il god. Ma qualcuno segue me a Baku contemporaneamente? No, io muoio. Posso morire contento. Allora, vai, scegli tu. io provo a evocarlo. Addirittura? Sì, sì. Ok. Adesso lo facciamo bene. La tenta. Un po' così. Allora, io mo non voglio dire. No. Non succede, non succede. Ma metti che... Ma metti che succede. Ecco qua, a posto. Ma hold on. Guarda Michele. Tu non hai cuore. Non hai guardato. Tu devi Michele. vedere bene il foglio. Non l'hai guardato. Non l'ha visto. Io lo stavo pure guardando. Aspetta però. Aspetta. Spero che può uscire comunque. Potrebbe un attimo. Però è uscito lui. Va bene. Va bene. Va bene. No, no. Nemmeno Michele. Allora. Proviamone un altro. Ma tocca di nuovo a me. Mo tocca di nuovo a te. Vai. Allora. Ah, io con frutto comunque ne ho fatti uscire due. Vabbè, voi fateli uscire, comunque recuperiamo monete e c'ho anche altre valute da spendere. Quindi lo possiamo fare anche nei prossimi giorni questo giochino, così mo switchiamo subito a Persona 5. Beh. Tanto il banner poi dopo vediamo pure quanto dura, quindi per me l'importante è riuscire... siamo a posto allora. Allora, la parola di questa Vai. è... Vai. Trump. Ho visto il film prima con Sebastian Stan. Com'è? Bello. Okay. Non è come il film sul McDonald's, quello mi è piaciuto di più con Michael Me lo Keaton. stavo rivedendo un paio di giorni fa. Mamma mia. Però un bel film, cioè bello ovviamente per le interpretazioni. Un po' così. È il presidente. Trump, guarda la Tower. Guarda, beh, niente. Però per ora tutte escort. Vedi a tema. No, lui non è un escort, però. Lui è seppia. Non sperma. Niente. Niente. Leon Battista Niente. Alberti. Niente. E Guldo. No, nemmeno Donald. Cioè, aiutato. Una così. Ma è pazzo, pazzissimo. Vedi, stavo, ti ha guardato storto. Quello è Francesco. No. Va bene. No. Niente. Allora. Facciamo un attimo un po' di precimolamento. Qua sono 3. C'ho qualcosina di qua. No, già ho riscattato tutto. Hai fatto. È uscito Cattelan. No. Grande mago piccolo. Stanno uscendo tutti. Zitto, Pippo Baudo, è uscita! È uscita! Sium! Minchia, che culo!
Forse aveva fatto animazione, magari. Sì, Vabbè, sì, non è che allora. era all'ottava? No, perché non arrivavo a 80. Questo è culo. Quindi mo si resetta per il contatore, Sì, credo. sì, Siete trovati. che quando ne prendi Momento di panico, metti usciva un altro, lascia fare, madonna mia. Ah, Francesco che allora, ti giudicava. A posto, ecco qua. a posto. Sì, cazzarola. Grande giallo. Sì, aspetta, aspetta, mo mi faccio... Oh no, Gianluca, mi fai una clip per piacere, scusami. Non so se da telefono la può fare. No, come ha fatto prima? Come ha Quella fatto prima? mossa da telefono però a noi. Ah, già è vero, aspetta, aspetta, allora faccio io, aspetta, aspetta. Aspetta. Ok, fatto. Gracias. Oh, sì. Si resetta, Ah, ok. Vabbè, quindi buono. va benissimo così. E però io ho ancora un asso nella manica. Di carte dorate, Questi siamo messi bene. quindi queste mo un pochino le utilizzo qua e vedo un attimino di prendere qualche altro personaggio e di farlo salire. Ok. Anche perché sto iniziando a trovare fight dove mi stanno dando un po' di legnate di troppo. Considerevoli legnate, ok. E da qui possiamo prendere altre risorse per fare anche altro. Allora, ed è iniziato comunque oggi l'evento del Capodanno cinese. Già, tutti premi, lotterie, cotiglions, ricchi Bello premi. stile Sì, cinese. io vorrei cercare di vincere questo questo costume l'abbiamo qui, preso, però no, più che altro si può prendere solo da qui, ma devi fare questa lotteria vincendo sia negli eventi che eventualmente acquistando questi ticket qui. Quindi io inizio a giocare come sto facendo Persona 5X, gioco senza spendere. Dobbiamo avere. Mi faccio tutti gli eventi, tutte le cose, lo porto al completismo più totale. Mancano comunque un bel po' di giorni. Quando si è alla fine vedo un attimino quanto costano i biglietti e se comunque può valere la pena. Che comunque poi tolti questi qua pian piano diventa un attimino sempre No, più... ma poi te lo dice là. Estrazione altre 11 volte per vincere l'armatura, lato di musici. Quindi devi Quindi finire almeno tutti i 11 premi. Quindi io mi ci metto in questi giorni con calma, ti fai un pochino l'evento, si fanno un pochino di cose e tanti bei regalini. Allora, Gianluardo, io stacco un attimo così cambio il titolo e setto un attimo Persona 5 per bene. Ci rivediamo tra un 10 minuti al massimo. A frappè. A fra poco.